Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Sei Microfono muto? disattivato, buongiorno a Sei tutti. muto? Mi Non lo so tocca perché sei entrare mutato, subito per così. salvarti la vita. Salvate il soldato LDL. Salvari, come si suol dire. Buongiorno. Buongiorno a lei, guarda subito. Bella live ieri fra, interessante vederti in contesti più informali. Sì, perché Luca Di Attenzione. Leonardo è molto formale, effettivamente, quindi Infatti. ci sta. Ci siamo Formalissimo. divertiti, dai, ci siamo Vi ho divertiti. Una seguito. live molto lunga, Eh però sì, era mi quello avete fatto che compagnia. Sì? Eh beh, stavo svincolando, come se non ci fosse un Stavi domani. svincolando? Esatto, Stavi svincolando tutto. svincolando a manetta? E infatti Sì. Stefano, lui è bravissimo, tu sì, hai svincolato, è vero, è vero. Mi è arrivato anche gli svincoli di Matteo Zizzo, quindi piano piano arrivano tutti. Comunque, Molto buongiorno, molto ben bene. trovato. Buongiorno. Io buongiorno te l'ho Buongiorno detto a da lei. subito, che Eh eri no, non l'ho muto però. sentito, ero mutato. Non so Eri perché, mal preso. ma non lo so perché si sia tenuto mutato. Che di solito in Beh, automatico ti dà il... probabilmente Ciao Tracada, una, ciao una Nico. reazione, una reazione automatica di Sì. StreamYard, cioè di Sì, non mi vuole autoprotezione più. nei tuoi Esatto. confronti, capito? Come Non si ti dice vogliamo in più. termini tecnici, cos'è sta Rosciu e quindi, capito? Insomma. Assolutamente. Allora, Ai ai ricordiamo, ai ai. entro oggi alle 15 ci sono gli svincoli, chiaramente. Se vi volete abbonare, possiamo anche fare diciamo, uno strappo alla regola. Magari vi abbonate oggi alle ore 16, non è che non vi facciamo fare lo svincolo. Però l'importante è abbonarvi, l'importante è supportare il progetto. Entrate dentro il canale Telegram che è bello focoso. Ieri non l'ho seguito per 2 ore, mi sono trovato 140 messaggi così, in tranquillità e serenità. Solo Però per te bene. erano, 140 di tag, Di proprio insulti, di insulti. esatto. Stanno facendo una raccolta firme, frati, arriverà via raccomandata. Molto bene, va bene. Quindi fuori l'EDL da 131. Questa è la... Va bene. Restituiamola al mondo della radio. Ma la radio è bella, eh. Attenzione. Lo so, Bella. lo ben Bella. so, lo ben Eh. so. Allora, di cosa parliamo oggi? Abbiamo alle 10 e un quarto l'allenatore della Torres No, femminile. presidente Ah, della presidente. Woman Tour, sì, tu Perché mi hanno dato... non cogli, cioè, Va, vabbè. va Comunque, bene, presidente va bene, va della bene. Woman Tour, ovvero Andrea Budroni, ho già cambiato il sottopancia, infatti, se noti. Perché era tutto sbagliato, è tutto sbagliato, ecco così. Ma l'ho fatto ieri Così, notte, ero tutto così ci preso da evitiamo crediti. figuracce, così ci evitiamo Esatto, grazie, figuracce. grazie. Prego, si La figuri. Quindi ringrazio. Andrea Budroni, presidente della Torres femminile, Woman Woman Torres. Torres, che è la denominazione attuale. E poi più tardi parleremo di Genoa con il tuo amico Marco Liquori di Pianeta Genoa, giusto? Pianeta Genoa, yes, yes. Ecco. Vediamo. E tra l'altro ci sono le 2 conferenze oggi, che a mezzogiorno e mezzo Esatto, infatti Pisacane. poi vi chiedo di ricordarmi a fine diretta di andare in conferenza, perché Ecco. se no potrebbe sfuggirmi
Quindi ricordatemelo alla fine di È capitato guarda che di devi andare peggio. ad Assemini. Ricordati, è vero. E io andrò. Grazie a voi. Se voi non me lo ricordate, vabbè, me lo scrivo. Ho già capito che non mi devo fidare di nessuno. Quindi No, va no, no, te lo bene. ricordo io, te lo ricordo Me io. lo sto scrivendo. Vabbè, non ti fidi. Non mi Scrivete. fido. Non mi fido di me Scrivo. stesso, soprattutto. No, cioè, il discorso è questo. No, tornando alla live di ieri, ripeto, secondo me è stato un bel esperimento, è stata una bella cosa, e un modo secondo me, interessante anche di mischiare questi mondi, un po' del giornalismo e invece dello youtuberismo, Mm. della possibilità di, appunto, di fare video, di commentare le vicissitudini del Cagliari su YouTube. Peccato per Pietro che Sì, ha avuto un cazzo. leggerissimo problema tecnico, ma proprio una Leggero. cosa da... E voi non c'eravate nel pre-diretta, perché se noi fossimo entrati subito in diretta, cioè, già è stata epocale così, con i due lumini che teneva, ma nel pre-diretta voi non sapete tutto quello che è successo. Quindi Sono delle però cose che non si ripeto, possono raccontare. esatto, esatto, per il bene del mondo. No, è stata una bella chiacchierata col giusto tono, secondo me, cioè anche con posizioni differenti, ma sempre nel reciproco rispetto. Devo dire che anche nei commenti poi sono andato un po' a ricontrollare cose. Tutto sommato il tono, il tenore è stato buono, è quello che vorremmo sempre di più noi, cioè nel senso che comunque Esatto. portare avanti un dibattito educato. Guarda, è sul canale di Matt Lecelso, Davide, Sì, lo trovi lì. è l'ultimo video pubblicato, quello di ieri sera. È un po' lunghetto, ripeto, perché siamo andati oltre le 2 ore, però è stato un esperimento interessante, ripeto, secondo me bisogna creare questa specie di crossover, no? Tra le varie anime, un po' del racconto della stagione del Cagliari e tutto, e sono molto d'accordo con quello che ha detto Mattia, che poi è anche il motivo per cui poi alla fine abbiamo fatto questa live, cioè far tenere distinte, ecco, in qualche modo queste anime, cioè chi fa il giornalista, chi fa il tifoso barra youtuber fa quello, e ci sta anche che modi e tutto siano differenti, perché facciamo cose diverse, però Certo. questo non vuol dire che non si possa parlare insieme, non vuol dire che non si possano appunto fare delle dirette, delle live condivise come in questo caso, e niente, quindi insomma sono aspetti secondo me molto, molto interessanti, soprattutto per il futuro. Poi si è parlato Esatto, anche da del replicare. passato, soprattutto, però insomma vedremo un po' cosa ci riserverà poi il futuro nei prossimi mesi. Intanto già ricordiamo che lunedì c'è Cagliari Social Arena, quindi Esatto, torna ritornerà alle l'appuntamento. 18:15, ricordiamo. Non svegliamo ancora gli ospiti, però vi Esatto, aspettiamo lunedì ore 18:15. esatto. Ci sono un paio di commenti, vedo. Allora, ecco, c'è Faccio che dice: mi piaceva vedere un confronto con voi, youtuber della generazione precedente di Rosso Blu 100, Bruno Corda e amici, in modo da vedere 3 generazioni a confronto. Sì, beh, potrebbe essere anche quella una roba fattibile, cioè tanto oramai su YouTube si può fare tutto. Più che 3 generazioni, 3 Punti di modi vista diversi, diversi esatto. di raccontare, perché poi alla fine, al di là della generazione, è proprio una questione di cioè, generazione del racconto, ecco, in qualche modo. Cioè, è cambiato il modo di raccontare lo sport, il calcio, il Cagliari nello specifico, e chiaramente ognuno ha le proprie categorie di riferimento per raccontare, per analizzare, per commentare. È chiaro che, insomma, però nulla è impossibile, assolutamente. La mettiamo in agenda come Vedremo, sì, sì. organizzazione. Nel frattempo ti aiuterà anche Robby, eh? Esatto, grazie Quindi, Robby, meno male che ci sei tu. ecco, alla fine, Invece vedi, Sergio, eccolo qua.
Buongiorno, incominciare la nuova fase di campionato con una formazione sicura tipo Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Oberta, dopo De Iola col punto di domanda è rientrato ieri in gruppo, quindi vediamo un po' quale sarà la situazione. Folo Runcia sulla tre quarti, Felice Esposito con una punta tra le tre. Quindi un Sì, immagino che tra le 3-4, tre sia Borrelli, no, un lì, 4-3, un 4-3-2-1. 4-3 sì, Zappa, Mina, Luperto, Ober, sì. E Palestra dove in tutto questo contesto? Non lo vedo. Non c'è, non c'è. Sì, De Iola è recuperato da ieri in gruppo, oggi torneranno anche gli altri nazionali, perché ieri era già rientrato Obert, Palestra ancora prima, vi Sì. ricordo. Quindi oggi si dovrebbero allenare Idrissi, Mina, Kilixoi e Luvumbo, tra oggi e domani, insomma, comunque, però dovrebbero essere tutti a disposizione. Certo, il recupero di De Iola è la notizia principale, Direi. positiva soprattutto, per Pisacane, visto che, si era detto prima della sosta, sarà fondamentale per recuperare De Iola, che è mancato tanto. Nicola chiede se l'intervento di Zé Pedro fosse qualcosa di già programmato. Assolutamente no, nel senso che ha sentito un fastidio durante un allenamento, hanno aspettato, poi hanno preferito fare, cioè lo staff medico ha preferito insieme al giocatore fare un consulto a Villa Stuart, e a quel punto hanno deciso di operare al menisco, quindi un esetto buono, diciamo così. Diciamo che lo rivediamo nel 2026. Sì, tendenzialmente sì, dovrebbe essere Ogni- disponibile per l'inizio dell'anno, per il 2026. Sì. Questo è, vedremo quanto poi anche la mancanza del portoghese possa in qualche modo incidere sulle rotazioni in difesa di Pisacane, ma di questo magari poi ne parliamo anche dopo, quando ci sarà il collegamento con il collega per parlare di Genoa, ma vedo che è già collegato il primo ospite della trasmissione di oggi, quindi diamo il benvenuto al presidente della Womentores, Andrea Budroni. Buongiorno presidente. Buongiorno Buongiorno a Presidente. tutti voi e grazie per l'invito. Grazie a lei assolutamente per essere con noi. Noi volevamo parlare di, come tutti sanno, come chi ci segue oramai sa da tempo, questa trasmissione è l'occasione di aprire una finestra in generale sullo sport sardo, non di parlare soltanto e sempre delle stesse squadre e delle stesse cose, ma ci piace invece spaziare un po' in tutto quello che è l'orizzonte sportivo isolano, e non si può prescindere in questo racconto, Presidente, dalla Womentores o Torres femminile, che dir si voglia. Entro subito nello specifico. Guardi, Presidente, il campionato, il calendario non è stato vostro grande alleato in questo inizio di stagione, visto che insomma vi ha messo di fronte nelle prime 5 giornate praticamente a tutte le big del campionato, quasi, ecco. Ma l'analisi che hai fatto tu è un'analisi giusta e corretta, però come dicono gli uomini di calcio, quindi io richiamo le loro citazioni, tanto prima o poi dobbiamo incontrarle tutte, quindi forse è meglio incontrarle all'inizio che magari no. Però la verità, sì, sicuramente la Prosesto, l'Esmo e la squadra Moncalieri? adesso non ricordo il nome. Moncalieri. Esatto, Moncalieri, sì, troppi. Moncalieri sono le tre squadre che sicuramente giocheranno le prime 3-4 posti per vincere il campionato, che poi quest'anno non sarà una vittoria del campionato, ma sarà una partecipazione alla qualificazione ai playoff per salire in Serie B. Il derby con l'Uri, la parità con l'Uri, diciamo che è andata un po', le nostre ragazze hanno sentito un po' troppo il peso della responsabilità, seppur hanno fatto un ottimo primo tempo, però nel secondo tempo un po' psicologicamente hanno un po' indietreggiato, e poi la vittoria di Torino in trasferta, che è stata comunque, visto poi quello che ha fatto il Torino dopo che ha perso con noi, ha perso una sola volta con la Prosesto 1-0 e poi non ha più perso, andando a vincere a Oristano con la Tarros, e poi ha pareggiato anche altre partite importanti, quindi sicuramente questo ci fa ben sperare. Ma se me lo permettete vorrei tornare alla prestazione della mia squadra di domenica scorsa. Certo. Ieri squadra attrezzatissima, vincevamo al primo tempo, poi loro hanno potuto fare 5 cambi
insomma, di una caratura tecnica importante e hanno vinto 4-2, però insomma la prestazione secondo me è stata sufficiente, non ci accontentiamo, però siamo ottimisti per il futuro. Ecco, Presidente, avete cambiato guida tecnica dopo l'inizio di stagione con Pierfranco Simula, è arrivato Emanuele Riu, c'è stato subito un cambio di passo, ovviamente è prestissimo per giudicare l'operato del suo nuovo tecnico, però le chiedo cosa ha portato secondo lei Riu col suo arrivo in panchina? Allora, io non amo molto fare, anche perché devo essere sincero, devo spezzare una lancia a favore di mister Pierfranco Simula, perché è stato un gran signore, si è reso conto che probabilmente la squadra non lo seguiva e quindi ha deciso spontaneamente di rinunciare e di mettere le proprie dimissioni sul tavolo. Noi ovviamente col direttore Scriboni abbiamo fatto le nostre opportune valutazioni e le abbiamo accettate, quindi probabilmente era troppo presto il suo arrivo nel calcio femminile, anche perché probabilmente non si sono presi nella squadra col mister, ecco, mettiamola così. Mentre con mister Emanuele Riu, dico la verità, mi ha dato subito l'impressione di essere sul pezzo, di essere ancora un calciatore per metà e per metà allenatore, quindi riesce ad entrare. Molto spesso si parla, no, di questi ex calciatori che forse non possono fare agli allenatori perché hanno ancora in testa il ruolo da giocatore. Ecco, io invece vedo in Mister Riu, perché lo ascolto nei discorsi che fa con la squadra, eccetera, che riesce ad entrare nelle loro teste, nelle loro più intime, diciamo, emozioni. E quindi questo, e poi di fondo sa molto di calcio, quindi è un cultore del calcio, come piace a noi, del bel gioco, e ha dato una sistemata alla squadra che insomma eviteremo, sono sicuro che in futuro eviteremo qualunque brutta figura, quantomeno, perché comunque né con l'Esmo né col Moncalieri abbiamo fatto brutta figura, perso sì, ma sempre a testa alta, sudando la maglia, facendo gol e creando occasioni, e questo è molto importante. Certo, ovviamente poi insomma, abbiamo detto prima, non è un campionato semplice, quello che vi aspetta. Guardando anche la prossima partita, tra l'altro ci sarà un'altra partita che è abbastanza complessa, no? Perché insomma, giusto per restare in tema, fondamentalmente è vero che vanno affrontate tutte, però insomma affrontarle tutte insieme, tutte all'inizio, diciamo così, faccio la battuta, serve a temprare l'animo, Presidente, Esatto. diciamo così. Giocherete contro il Real Meda e sarete senza una delle vostre giocatrici principali, ovvero Estela Lupatti, che bisogna azzeccare anche l'accento, che è stata convocata dalla nazionale indonesiana. Che partita si aspetta? Difficile. Ma soprattutto perché la squadra del Real Meda è una squadra storicamente, tanto è lombarda, e quindi le squadre lombarde nel calcio femminile hanno un bacino di utenza in termini di ragazze, in termini di settore giovanile importantissimo, diciamo sono strutturate tecnicamente per vincere il campionato sempre. Poi il Real Meda non ha espresso fino a domenica scorsa grandissimi numeri, poi è andato a vincere a casa della Caronese, squadra anch'essa costruita per vincere il campionato, e ha vinto lì, quindi questa cosa mi preoccupa ancora di più. Tra l'altro il mio amico Gianni Zaninello, che è il direttore, ci sentiamo spesso, si sta aspettando a braccia aperte perché lui crede di riuscire a vincere molto facile. Ecco. Sicuramente venderemo, come si suol dire, l'anima prima di cedere, ma io sono molto fiducioso delle mie ragazze, della squadra, e certo ci mancherà Lupati, che per noi è importante, però vedo la crescita di tante ragazze, giovani che stanno venendo fuori bene, quindi sono fiducioso. Io poi sono un presidente forse atipico o forse un po' sognatore. Per me la mia squadra vince tutte le domeniche, poi non si realizza, però non entro mai in campo sconfitto, quindi ci credo. Assolutamente. Luca, non so se hai qualche domanda per il Presidente. Sì, Presidente, volevo chiedere appunto sul discorso, lei ha parlato
nel discorso Lombardia, in Sardegna magari c'è meno bacino d'utenza, le chiedo un po' qual è la situazione, ecco, anche a livello giovanile, se comunque l'avvicinamento, perché è indubbio che negli ultimi anni il calcio femminile stia avendo sempre più visibilità, giustamente, e finalmente direi anche. Qual è un po' la situazione? Ecco, c'è un ricambio, c'è una richiesta, magari le strutture non aiutano, perché questo vabbè è un problema annoso in tutti gli sport, in Sardegna in particolar modo, però un po' le chiedo un po' qual è la situazione, ecco, anche a livello giovanile. Diciamo che hai toccato un tasto dolente. Allora, io vedo un taglio molto più ampio della Sardegna, perché insomma, siedo anche in consiglio di dipartimento federale calcio femminile, quindi insieme ad altri 5 colleghi consiglieri e al presidente Abete abbiamo un taglio generale di tutta l'Italia. E il problema è che bisogna aiutare, questo il presidente Abete lo sa molto bene, l'Italia dal centro in giù, perché da Roma in giù è un disastro, isole comprese, è un disastro. Poi ovviamente c'è il presidente regionale un po' più illuminato, un po' più attento al calcio femminile e si riesce a fare, diciamo, dei ragionamenti più importanti e magari i numeri rispondono a quello che sono, non dico quello della Lombardia perché è impossibile. Voi pensate che solo il Real Meda ha come settore giovanile femminile 276 numeri a qualche settimana fa di settore giovanile, tutta la filiera. Io ho visto giocare una partita di promozione l'anno scorso lì a Meda, guardate uno stadio che non finisce più, dove gioca il Renate con settore Sì, ospiti, sì, sì. di cose, con strutture, clubhouse eccetera. Ma una finale di Coppa di promozione, io ho visto 2 squadre valide in promozione regionale, quindi non oso pensare all'eccellenza e poi di conseguenza la Serie C. Quindi comunque hanno, e questo è solo il Real Meda, poi immagino che la Caronese è una società nuova, quindi magari non abbia tanto da esprimere nel settore giovanile. Mentre tornando al settore giovanile sardo, la verità è che, senza togliere niente ai colleghi delle altre società, bisogna avere siamo stati un po' scippati noi negli ultimi anni dei nostri lavori. Gli ultimi 3 anni siamo stati un po' scippati da società del territorio. Se invece lavorassimo rispettando un po' di più il lavoro che fanno gli altri, soprattutto il lavoro che fanno i presidenti, i dirigenti di club puri, come la Torres Femminile ad esempio, che forse è l'unica società di calcio femminile puro che ci sia in Sardegna, perché le altre sono legate al maschile. Ecco, il lavoro che si fa col maschile è un lavoro completamente diverso, è un lavoro anche di tipo commerciale, è un lavoro di tipo propedeutico per poi dare in prestito. Ecco, il lavoro che si fa nel femminile è un altro tipo di lavoro, è un lavoro anche sociale, importante, ma non voglio essere logorroico, però interrompetemi tranquillamente perché il mio difetto è No, che se vada, parola io non vorrei. vada, che interessante, Presidente, ci mancherebbe. E noi facciamo dei lavori con le scuole, facciamo dei lavori e molto spesso quando siede in consiglio il mio amico appunto del Real Meda mi dice che consigliere è con me, ma noi facciamo questo, ma per la Lombardia è una cosa secondo me normale e naturale, per la Sardegna no. Noi andiamo nelle scuole, abbiamo 3-4 scuole di riferimento dove portiamo dei progetti di inclusione sociale e contro la dispersione scolastica. Quest'anno abbiamo aggiunto anche quello sul bullismo che avevamo già fatto anni fa, mando in fuorigioco il bullismo. Lavoriamo nelle scuole anche al pomeriggio, nelle palestre dove i nostri tecnici eccetera. Poi arrivano dei mister che, diciamo, chiamarli mister farebbe rabbrividire anche lasciamo stare, e quindi ti portano via magari una squadra intera, perché magari riescono con la loro perché comunque lavorano sul campo, lavorano sul territorio, lavorano sul campo, sul terreno di gioco, a portarsi via 10, 15, 20 ragazze che tu magari con tanto fatica sei riuscito a portare dentro, e le portano magari in una squadra maschile che vuole affrontare il femminile e poi si fanno le brutte figure.
perché non si va a giocare, perché non si arriva a 11, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo secondo me va evitato, ci vuole coesione da parte dei presidenti per evitare questo mercimonio di ragazzine che poi non hanno colpa né loro né i genitori, seppur i genitori consenzienti, sia chiaro. Certo. Però ecco, un po' più di coesione tra presidenti e rispetto tra di noi, e sono convinto che il calcio femminile in Sardegna possa migliorare, ma ne parlavo anche col presidente Cadoni qualche settimana fa, eravamo a Ferrara, c'erano gli stati generali della LND e sarebbe importante investire nel territorio, cioè anche la federazione deve dare una mano alle società, sia alla Torres femminile, per carità che non siamo gli unici, a parte, ripeto, come club femminile, ma anche al maschile che vuole investire, ecco, entrare nel femminile bene, ma con correttezza. Merce rara la correttezza. Sì. Presidente, no, invece le volevo chiedere del progetto a cui state partecipando, visto che ha fatto il passaggio anche sullo sport maschile, per esempio tra le varie società, con la Torres appunto maschile, in cui molte ragazze del vostro settore giovanile hanno la possibilità di avere a che fare, ascoltare, parlare, confrontarsi con dei professionisti, insomma, un po' a tutto tondo abbiamo visto nell'ultimo periodo, non soltanto meramente calcistico, ecco, diciamo così, ma anche tutto quello che c'è ovviamente intorno al mondo del calcio. E come il suo giudizio su questa esperienza, che chiaramente, ripeto, va oltre quello che poi è il mero discorso di risultati, attività sportive e quant'altro, cioè si va soprattutto a puntare sull'educazione, sulla formazione e sul anche apprendimento di determinati valori che soprattutto nelle giovani ragazze immagino che siano fondamentali. Questo è un progetto completamente e prettamente di proprietà della Torres maschile. Sono stato contattato da Filippo Micheli, che per una stima reciproca abbiamo da anni, presidente Udassi, la proprietà Binsula hanno voluto coinvolgere anche la Torres femminile, e premetto che tra la Torres femminile e la Torres maschile c'è ampia collaborazione ormai da anni, anche se siamo due società completamente distaccate e distinte, ma c'è stime reciproche tra le proprietà e tra i presidenti, e quindi abbiamo voluto accettare la presenza, anche perché sono state ora delle riunioni, dei meeting importanti, e secondo me oltre al campo anche queste sono sedute di allenamento, si impara a stare al mondo, confrontandosi anche con un mondo che non è il nostro, un mondo femminile, un mondo maschile, un mondo che vede il calcio diversamente da noi, però è giusto ascoltarli, così come in futuro magari loro ascolteranno quello che avevano a dire noi. Però ecco, ritornando al discorso di prima, questa è coesione, questa è collaborazione, questo è quello che noi vogliamo, il calcio che piace a noi. Non ho giocato in campo, ho giocato su una sedia, ho giocato su un'aula dove ci sono dei relatori. Ecco, questo però è il calcio che aiuta a migliorarsi, anche perché sennò noi sassaresi, dico, per quello che mi riguarda, per l'orto che mi riguarda, continueremo sempre a non avere rapporti oltre le gallerie, e questa cosa è una cosa peccaminosa, oserei dire, ecco. Peccaminosa. Mi piace questo riferimento, assolutamente. Da cagliaritano che conosce bene il mondo di Sassari, più volte effettivamente ho percepito un po' questa situazione. Presidente, nel salutarla, siccome le abbiamo rubato anche un po' troppo tempo rispetto a quello promesso, però le chiedo quali sono anche in generale le ambizioni per questa stagione della Torres femminile. Cosa si aspetta? Allora, diciamo che abbiamo iniziato quest'anno un trittico, più che un trittico, un periodo di 3 anni, una progettazione di 3 anni, dove quest'anno mettere il primo mattoncino per poter poi stare ovviamente al di fuori della zona calda, dei play-out e della retrocessione, stare lì a ridosso delle grandi, e poi già dal prossimo anno mettere un secondo mattoncino per poter stare in area play-off.
perché l'intenzione è quella magari nei prossimi 3 anni di strutturare una squadra, una società e un settore giovanile, perché la Serie B ha richieste importanti, settore giovanili, cioè non potremmo iscriverci in Serie B se non avessimo la primavera, l'Under 15, l'Under 17 e quant'altro, e quindi ritornare poi nel breve in quella categoria che secondo me ci si può stare tranquillamente, ed è comunque una categoria tecnicamente valida. Volevo concludere con un richiamo a quello che hai detto tu poco fa. Qualche anno fa il Cagliari vince il campionato di Serie B e Ranieri allenatore, lo ricorderete, immagino. Sì. Certo. Siccome io stimo molto Ranieri e secondo me è una brava persona, oltre che un ottimo allenatore, mi sono permesso insieme al marketing di pensare un post di complimenti per mister Ranieri e per il Cagliari che tornava in Serie B e in Serie A. Voi non potete immaginare gli insulti ricevuti sotto quel post. Ora lo rifaremo se ci saranno altre gioie, ma lo rifaremo per la Torres. Se l'Olbia viene fuori dai suoi problemi, lo faremo per l'Olbia. Se la Nuorese dovesse tornare, e ci auguriamo tutti nel calcio del Conta, lo faremo anche per la Nuorese. Perché se continuiamo va bene lo sfottò calcistico, il giorno ci sarà il derby Torres-Cagliari, io sarò dalla parte della Torres e voi sarete dalla parte del Cagliari. E va bene. Questo non è detto, però. Diciamo che ognuno farà il tifo per la squadra della propria città, che è la cosa più corretta. Ma se noi continuiamo anche fuori dall'ambito proprio del campo di calcio ad avere questi segnali, ma cosa insegniamo noi ai ragazzini? Come facciamo noi a dire finalmente il Cagliari è tornato in Serie A e poi ricevo gli insulti da quei genitori che magari poi portano il bambino o la bambina a giocare al campo? Che cosa gli sta insegnando? È vero. E su questo c'è, prima proprio l'ultimissimo, c'è una domanda, un commento di uno dei nostri abbonati che le chiede come si può aumentare la visibilità del movimento femminile. Per esempio in Germania quasi tutte le partite vengono trasmesse in chiaro, le società pubblicizzano molto il movimento. Va detto che chiaramente il calcio femminile in Germania è di un altro livello e lo si vede a tutti sotto tutti i punti di vista, ecco. Però è anche vero, presente, che in Italia negli ultimi anni comunque c'è un miglioramento, almeno a livello di considerazione mediatica del movimento. Lo si è avuto quest'estate, no? con gli europei. Ieri la Juventus di Max Canzi, del nostro amico Max Canzi, ha fermato il Lione in Champions League. Il Lione è una delle squadre più forti insieme al Barcellona, dell'intero universo dell'elite del calcio femminile. Quindi mi sembra di poter dire che qualcosa lentamente si sta muovendo anche in Italia. È chiaro però che serve più attenzione da parte io dico in generale, delle istituzioni, soprattutto del territorio, soprattutto verso le categorie inferiori, in cui molte volte c'è soltanto puro amore per questo sport, puro volontariato e poco altro. Ecco, probabilmente senza un grande aiuto da parte delle istituzioni, sia sportive che politiche in generale, no? Anche lo sviluppo del calcio femminile in Italia rischia di restare soltanto legato a determinati casi, come diceva lei prima, molte volte legati al calcio maschile. Quindi è chiaro che la Juventus è la Juventus, credo che su questo si possa dire poco, no? Non so come la vede anche su questo. Come dice, non fatemi parlare, nel senso tanto ci vuole la volontà politica che parte dal consigliere, adesso le circoscrizioni non esistono più, dal consigliere comunale fino al senatore, al deputato. Ci vuole la volontà politica di cambiare rotta, di dare una sterzata a livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, prima di tutto. Secondo, oggi trasmettere le partite in TV è un biglietto da visita, secondo me, corretto in Serie A e in Serie B. In Serie C ci sono alcune situazioni che forse è meglio non vederle, perché bisogna anche trasmettere un bello spettacolo. Ma parlo per tutti, non mi escludo, ecco, non mi escludo. Quindi la Serie C deve crescere. Quest'anno sono 4 gironi,
abbiamo deciso di fare 4 gironi da 12 squadre, quindi comunque abbiamo cercato di anche territorialmente rispettare soprattutto quelle della penisola che fanno trasferte più brevi, abbiamo potuto ridurre così il gap economico, ovviamente non per la Sardegna e per la Sicilia, perché noi l'aereo dobbiamo prenderlo sempre. Detto questo, la Serie A è già attrezzata e va in diretta, la Serie B idem. Sulla Serie C bisogna investire sulle strutture, perché noi andiamo a giocare in alcune situazioni dove i campi sono sì in erba sintetica, in erba vera, però magari le tribune sono delle panche. Cioè, anche trasmettere partite di quel tipo lì, secondo me, è completamente sbagliato, perché anche È un autogol. Esatto. gli Non investitori- attira ma allontana. Quindi eleviamoci prima, no? Un po' più di, non per essere presuntuosi, però eleviamoci un po' di più e poi anche la Serie C può avere, la Lega Nazionale Dilettanti fa già delle partite spot, ne trasmette magari 1 o 2 ogni domenica in diretta, verrà anche a Sassari, verrà anche in Sardegna, eccetera. Però bisogna essere obiettivi, bisogna essere obiettivi e dire il figlio non è proprio bellissimo, aspettiamo magari che migliori, ecco. E quando migliora, a quel punto lo amiamo sempre, è sempre Per il nostro figlio. è sempre nostro figlio. No, Esatto. bisogna che, ripeto, ci vuole coesione tra presidenti, col presidente federale Cadoni, che è un ottimo presidente, e con la federazione, e soprattutto con la parte politica. Questo connubio è complicato da mettere in piedi, però ci si può riuscire. Presidente Andrea Budroni, grazie davvero di essere stato nostro ospite, presidente della Women Torres femminile, ovviamente in bocca al lupo per il resto della stagione e poi ci sentiremo più avanti. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Buona giornata. Buona giornata, Buon Presidente. lavoro. Arrivederci. E voilà. Eccoci qua. Bello spaccato, interessante, secondo sì, me, molto interessante. Sì, assolutamente. Perché, insomma, poi tra l'altro una società assolutamente blasonata come la Torres femminile è una delle realtà. Scudettata, tra l'altro. Quindi... Assolutamente, pluriscudettata. Quindi, insomma, ci sono situazioni che vanno sempre ricordate e bisogna dare il giusto spazio, ovviamente, a quelle che sono le realtà più importanti dello sport sardo, e appunto la Torres è una di queste, e ci faceva piacere poterne parlare a Buongiorno 131. Chiudiamo la prima parte della trasmissione, passo la palla a te, assist sulla andiamo lunetta. da un'altra squadra scudettata. Faccio l'assist sulla lunetta, filtrante, imbucata, così tac, che devi solamente appoggiare in porta, vai. Eccolo qua. Tac, eccolo qua. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Salutiamo Marco Liguori, direttore di Pianeta Genoa 1893, giustissimo. Sì, esatto. Come stai Marco? Tutto bene? Beh, sì, Vedo che hai benissimo. cambiato casa, complimenti, ti faccio gli auguri per la nuova casa. Sì, è una casa molto ampia, abbiamo anche la sala della musica, dove le suoneremo agli avversari. Ti sei già portato avanti, di la verità. Vabbè, no, scherzo, per carità. Ma lo so. Allora, ogni volta che noi ci vediamo, o da una parte o dall'altra cambiano allenatore. Sì. Perché l'anno scorso, se ricordi, proprio prima di Genoa-Cagliari ci fu il cambio tra Gilardino e Vieira. Quest'anno Cagliari-Genoa c'è il cambio tra Vieira e De Rossi. E quindi ti chiedo, come si sta a Genova? Qual è la situazione? Come ha preso comunque il popolo genoano questo cambio? Nel giro di un anno sono cambiati 3 allenatori. Forse non si era d'accordo prima, poi i risultati di Vieira comunque erano all'occhio di tutti, quindi oggettivamente ha fatto sicuramente un buon lavoro. Quest'anno è iniziato veramente male, possiamo dirlo questo, è il cambio che era quasi obbligatorio. E poi ti chiedo se ti ha stupito l'arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa. Guarda, all'inizio c'era un po' molte perplessità da parte dei tifosi, perché Daniele Rossi, a parte che non è un allenatore della salvezza, questo è un fatto, è un dato oggettivo, insomma, lui ha avuto solo esperienza con la Spal, è stato esonerato, poi a Roma pure, con la Roma, che è una squadra insomma comunque di un certo livello, ed è stato esonerato.
non aveva assolutamente esperienza, non ce le ha di fare l'allenatore della salvezza, però io verità, dopo il pareggio anche con la Fiorentina, anche se è stato un po' rocambolesco, però ecco, ha cominciato a conquistare la fiducia dei tifosi, tanto è vero che martedì scorso c'è stata, dopo tanto tempo, una seduta a porta aperta da parte della società a Pegli al centro sportivo signorile. Lui gli hanno chiesto in tanti un autografo, i selfie, è stato molto, sì, molto, molto apprezzato. Comunque si è instaurato finalmente un certo feeling con l'allenatore, cosa assolutamente necessaria, soprattutto per un ambiente come il Genoa. E poi ti dico, io personalmente, anch'io quando si è fatto il nome dei Rossi, anch'io ho detto, bah, ero un po' anch'io perplesso, non lo nascondo. Però ecco, lui c'ha il fatto che lui ha delle qualità anche da motivatore, secondo me. Quindi è un Poi leader, bisogna diciamo, vedere già lui di per sé. Sì, di per sé. Lui è uno che ha grinta, ha sempre avuto grande carattere. Quando era da giocatore in nazionale, ovviamente essere giocatore è una cosa, lavorare come allenatore è un'altra, però ha un carattere molto, molto forte, ma molto, come dire, trasmette anche fiducia ai suoi giocatori. Quindi, secondo me, per ora è una scelta abbastanza, se forse Diciamo che probabilmente indovinata. era arrivato Può comunque essere il punto finale per Vieira, perché comunque c'era anche distacco rispetto anche ai tifosi. Magari già nella squadra delle scelte, posso dire, vedere Martin in panchina per me è un insulto, perché comunque uno dei migliori giocatori comunque del Genoa, vederlo lì in panchina, magari per no. altri giocatori che comunque fanno quel Guarda ruolo, che ma non l'ultimo come mese Martin. sì, ma è stato una serie di errori a catena. La squadra comunque, questo si può tranquillamente dire, la squadra non seguiva più l'allenatore. Allora, se non segue più l'allenatore, basta, la soluzione è la sola. Anzi, doveva essere preso prima, abbiamo modo di vedere. Almeno non adesso con la Fiorentina, ma anche prima si doveva fare tutto questo. Cioè alla precedente pausa per le nazionali doveva essere cambiato l'allenatore. Non sappiamo i motivi perché la squadra non seguisse più Vieira, però basta, non c'era più niente da fare. Dove andava fatto comunque in anticipo. E il Genoa ha perso delle occasioni, vedi il Parma, a cominciare da delle sconfitte veramente con la Cremonese, ha perso punti per strada, perché adesso forse bastava stare intorno ai 10-11 punti e tutto sarebbe stato diverso. Però è andata così, e quindi da sabato, che ricordo è la prima volta che Daniele De Rossi sarà in panchina, perché la precedente era squalificato proprio per L'espulsione in Genoa-Roma, mi pare, dal giusto? Ferrari. Sì, del Ferrari l'anno prima. Era stato espulso dall'arbitro durante un Genoa-Roma 1-1, un anno, poco più di un anno fa. Sarà per la prima volta in campo a guidare, diciamo, in panchina a guidare i suoi giocatori. Ti chiedo, dal punto di vista tattico è già cambiato qualcosa, perché comunque di base con Vieira giocavi con un 4-2-3-1, con De Rossi difesa 3, quindi un 3-5-2 con magari Martin da una parte e Norton Cuffy, bella sorpresa, sulle fasce, che va un po' a sfruttare che loro non è più che terzini, sono dei quinti, nel senso che tutta fascia, comunque sono dei giocatori che sicuramente danno anche una spinta offensiva al Genoa. Là davanti, anche lì possiamo tra virgolette stringere la mano tra Cagliari e Genoa, nel senso che Sì. in generale in Serie A si segna poco, però a livello, diciamo, di attacco è ovvio che il Cagliari con Belotti aveva un valore, il Cagliari senza Belotti ha sicuramente un altro valore. Voi avete perso Pinamonti lo scorso anno, che era gioia e dolori, però è un giocatore comunque che i gol li fa. Quest'anno si è puntato su un giocatore come Colombo, che diciamo non è un giocatore continuo. Il gol che ha fatto comunque con la Fiorentina, al di là del rigore sbagliato, ricordiamolo, ha dimostrato che è un giocatore che ci crede,
e magari con la motivazione potrebbe dare più continuità, però è sotto gli occhi di tutti che là davanti insomma c'è un problema a livello offensivo, Marco. Questo è indubbio, è uno dei problemi, forse il problema principale del Genoa, anche perché poi proprio a Cagliari probabilmente sarà riproposta la coppia d'attacco Vitigna-Colombo, Colombo. ma io più che fare Colombo, secondo me è lui che deve fare la seconda punta, è un equivoco, secondo me è un equivoco tattico, quello di mettere Colombo centravanti. Lui deve fare lui, aprire gli spazi, fare il gioco la seconda punta per Vitigna. Vitigna è lui che è il centravanti, a parte per qualità fisiche, ma che è più anche tecnicamente dotato sulla carta, perché anche lui finora non si è proprio visto. Quando ha giocato, forse col Sassuolo, la partita dove c'erano in panchina la coppia Criscito-Murgita, Sì, lui è per la andato due vittoria. volte vicino al gol. Quindi secondo me bisogna risolvere questo dannoso equivoco. Speriamo che De Rossi lo faccia, perché secondo me Colombo non è che non sappia fare il centravanti, non è il suo ruolo, che è diverso, deve fare la seconda punta. Poi sì, dicevi sì, i quinti, sì, i due esterni del centrocampo che fanno praticamente i quinti, sono i quinti anche ripiegano anche in difesa. E quella è stata, per esempio, era un'altra degli equivoci di Vieira, che non aveva capito che questa squadra con i trequartisti l'hanno riempita di trequartisti, l'ha voluti lui per il suo 4-2-3-1. Questa squadra non poteva assolutamente giocare col 4-2-3-1, non ce la faceva, aveva dei grossi problemi col centrocampo. L'anno scorso, bene o male, aveva trovato gli equilibri, ma quest'anno i due mediani, che erano Frendrup e Masini, non riuscivano assolutamente a tenere da soli il peso del centrocampo avversario, non riuscivano a contrastarlo e i risultati sono visti, non ce la facevano più. Poi vabbè, c'era il discorso che ho detto prima, che la squadra non seguiva più l'allenatore, però ecco, la difesa a 4 non andava assolutamente, bisognava scegliere un modulo all'italiana 3-5-2 con più equilibrio. Infatti i risultati sono visti. Sabato ci sarà Malinowski è il giocatore, sì. è l'ago della bilancia tra centrocampo e attacco, è quello che può manovrare, non è un regista puro, però ecco, dà ordine alla manovra, sa fare giocate di qualità e soprattutto sui calci piazzati è un pericolo per gli avversari. Fra? No, volevo fare una domanda a Marco, semplicemente su quella che secondo te è la peggiore delusione di questo inizio di stagione del Genoa come singolo, perché sono arrivati giocatori sulla carta molto interessanti, penso a Valentin Carboni, penso a Stanciu, però per esempio entrambi non hanno avuto il Cornet che ha sbagliato il rigore all'ultimo secondo contro il Parma, se non ricordo male. Sì, esatto. Qual è secondo te la peggiore, la maggiore delusione più che la peggiore di questo Genoa? Aggiungo anche Grombeck. Anche Grombeck, sì. giusto. Che era uno dei preferiti di Luca Di Leonardo. Esatto, il nuovo una delle scommesse di Luca Di Leonardo. Questa la dicevi. Purtroppo è sparito dai radar, lo vediamo, non sarà titolare Grombeck, molto probabilmente sabato, però dovrebbe, è in panchina, potrebbe essere utilizzato un certo, per esempio quando è entrato al posto di Dorsby col Sassuolo, quei 10 minuti, quarto d'ora che ha fatto Grombeck, la squadra aveva ritrovato forza verso la porta avversaria e alla fine poi vabbè è arrivato sul calcio piazzato il gol del Genoa col Sassuolo, il gol di Ostigard, però ecco, erano cambiate le cose, quindi è un giocatore che da tenere comunque, ecco, Luca per il fantacalcio non lo butti via. Esatto. Bisogna avere pazienza. Sì, bisogna avere un po' di pazienza. Allora la più grande illusione, guarda che ce n'è più di una secondo me, a cominciare da Carboni, però il problema è anche un altro: i giocatori vanno messi nel loro ruolo, quello è il problema. E anche lì secondo me
Carboni è un giocatore che va messo a fare per esempio da trequartista, perché è una delle ipotesi che ha De Rossi di giocare con un 3-4-2-1, quindi con 2 trequartisti dietro la punta, che sarebbe anche un'idea, una buona idea. E Carboni secondo me lì potrebbe andare bene. Ovviamente bisogna vedere la forma. Ecco, se vogliamo parlare di stato di forma, Carboni purtroppo l'ha persa per strada. All'inizio per le partite di Coppa sembrava abbastanza vivace, poi ahimè si è perso anche lui per strada. Stanciu pure sembrava un altro crack, a parte anche lui sui calci piazzati era assolutamente molto efficace. Il problema è che ha avuto l'infortunio, poi ha avuto anche l'infortunio e quindi anche lui sparito dai radar. Però adesso si è ripreso, quindi ci sarà, e c'era in campo per l'allenamento a porte aperte di martedì. Più o meno questi sono i giocatori. E se vogliamo poi un'altra delusione, quella più grande, secondo me ancora di più, è Colombo. Colombo è beccato puntualmente dalla tifoseria, però ripeto, alla base c'è l'equivoco, cioè non può fare la prima punta. Allora se fa la prima punta è chiaro che va incontro a dei disastri o alle critiche. Secondo me dovrebbero invertire, spero che lo faccia Vierà, metta lui seconda punta, Colombo seconda punta e Vitigna invece prima, come prima punta principale nel 3-5-2. Diciamo 2 punte che comunque si possono anche compenetrare, non è sbagliato. Poi ripeto, c'è anche lo stato di forma, bisogna vedere come sono anche le motivazioni. Io spero tutto che De Rossi dia molte motivazioni a questa squadra, perché quello che mancava completamente nell'ultimo mese è veramente, guarda, è stato straziante. Ogni partita si andava incontro a un disastro, perché non è solo questione di moduli, ma è questione anche di altri tipi, cioè di un po' di psicologia della squadra che mancava completamente, purtroppo. Ma ti chiedo sul discorso, ma Masina a questo punto è sceso nelle gerarchie, cioè Vieira comunque l'aveva lanciato, diventato un titolarissimo al fianco di Frendrup, però è ovvio che in questo modulo probabilmente è quello che fa più fatica. E tra l'altro lui proviene lui ha avuto diciamo una storia particolare, resmucato, mi ricordo ancora quando ha fatto il primo gol all'Olimpico, insomma c'era tutta una storia dietro, rischiava di dover lasciare il calcio. Però ovvio che in una rivoluzione, nel momento in cui, come dici bene tu, si volesse anche partire con 2 trequartisti, e là dietro però qualcuno deve coprire. Perché comunque là davanti se sono già 2, 3, 4 persone che non rientrano o che comunque non c'hanno nelle caratteristiche. Perché io vedere Carboni che insegue l'avversario faccio fatica. Idem è un giocatore come Grombeck, Colombo non ne parliamo, Vitigna idem. E là dietro poi si fa fatica, ed ecco perché probabilmente c'è anche un discorso di equilibri e probabilmente De Rossi almeno inizialmente andrà sul 3-5-2 proprio per creare una cernia. Infatti è risbucato Torsby dal primo minuto, che è un giocatore che ti posso dire al Fanta ha sempre fatto bene, poi improvvisamente è scomparso dai radar, ed è un giocatore che si inserisce, un giocatore che ha il gol, un giocatore che si sacrifica, aiuta la squadra, può essere anche un difensore centrale aggiunto. Mi faceva strano non vederlo titolare, e ora però è cambiato qualcosa e lui lo vediamo titolare. No, ma infatti è ovvio che bisogna idea. coprire, perciò c'è 3-5, quella è un'ipotesi del 3-4-2-1. Inizialmente la squadra sarà 3-5-2, questo è indubbio, perché altrimenti si rovinano già degli equilibri che sono stati faticosamente ripresi nelle ultime 2 gare, prima dalla coppia Murgita-Criscito ed adesso da De Rossi, quindi diciamo aspetterei un attimo per vedere, le rivoluzioni qui non se ne fanno, perché appunto il Genoa doveva cercare tutta un'identità tattica e psicologica che non c'era più. È chiaro, quando una squadra non c'ha più questi elementi va a finire a fondo, era ultima, è normale, è assolutamente normale, però perché poi la rosa non è una rosa da
comunque una retrocessione piena. È una rosa che può andare in metà classifica, però ecco, occorre chi la guida per bene. Diciamo, ci vuole un'idea di gioco, un'idea di modulo, e qui non c'è. Comunque sì, guarda, Torsby abbiamo visto anche a spese della nazionale italiana che cosa ha combinato, due assist. Cioè, e cose, no, ma anche lui nel Genoa secondo me poi va utilizzato, sì, partendo da mediano. Vierà lo usava da trequartista, francamente non lo vedo. Si è anche mangiato dei gol, tra parentesi, non è arte sua, come dire, andava più meglio, io lo vedo al centrocampo, anzi lui è uno che non fa passare nessuno, è verissimo. Quindi lui, c'è Masini in quel ruolo, c'è Masini, c'è lui, c'è Frendrup, quindi da quel punto di vista il Genoa assolutamente chi copre le coperture al centrocampo è assolutamente perfetto. Poi c'è Malinowski che farà, diciamo, lui all'occorrenza il trequartista aggiunto, all'occorrenza in fase offensiva. Quindi secondo me gli equilibri attualmente ci sono. Poi è chiaro che dipende dalla partita, dipende dall'avversario. Il Cagliari che cosa, come giocherà, come sarà. Questa è una bella domanda. Che difficoltà potrà diciamo mettere in difficoltà il Genoa. E sai, molto spesso tutti ci dimentichiamo, davanti c'è un avversario, quindi tu per quanto puoi mettere in campo la tua migliore formazione, è ovvio che se l'avversario è più forte di te non ce n'è, quindi vediamo. Vabbè, no, io non dico, è chiaro che il Cagliari ha dei problemi offensivi, però deve fare punti, anche il Cagliari ha bisogno di punti, perché diciamo Pisacane non mi sembra uno che molli l'osso, ecco. È vero. In chiusura, Marco, ti chiedo quale può essere la probabile formazione ad oggi, giovedì, calcolando che alle 13:15 parlerà De Rossi, sì. E quali possono essere gli 11 titolari? Vabbè, Leali in porta, mi pare in quello è sicuro. sì, Leali, quello sicuro. Secondo me metterà trio visto, quindi Marcandalli, Ostigard, Vasquez. Vasquez per me lo mette al primo minuto, non ce n'è, anche con una gamba sola lo fa giocare, infatti. Non credo che poi Vasquez ha giocato l'ultima amichevole una mezz'oretta col Messico contro proprio il Paraguay di Cuenca che ecco è un'altra lista. Adesso cominciamo con la teoria degli infortuni, questa è un'altra cosa, vabbè, quella che è. Allora, centrocampo, vediamo, potrebbe anche mettere secondo me sulla sinistra la fascia, potrebbe anche essere Ottocaffi da un lato, Ottocaffi da destra, dall'altro lato Ellerson, al centro Frendrup, Masini e Malinowski. In attacco, come dicevo, Vitigna è una scelta obbligata, Vitigna Colombo. Non vedo al momento, a meno che non Ecator non sia abile, arruolabile, cioè lo vedo la partita dalla panchina. Poi De Rossi è una che con i ragazzi è molto prudente, quindi è chiaro, un ragazzo di 19 anni non lo puoi buttare in campo se non ha, perché la fascite plantare, guardate, io mi ricordo quando giocavo io era veramente un disastro. È ancora un disastro, Marco, la fascita plantare. È un disastro, purtroppo sì. Affligge perché non ti fa proprio non correre, camminare. E quindi più o meno dovrebbe essere questo il quadro. Perfetto. Marco, ovviamente noi ti ringraziamo per questo Grazie a voi. Genoa. Ci sentiremo ovviamente in privato questi giorni in modo da avere maggiori news da ambedue le parti. E grazie ancora per la tua disponibilità, Marco. Grazie davvero. A voi, un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Ciao Marco. Grazie mille. Ciao Marco. Ciao. Eccoci qua. Allora, ringraziamo innanzitutto Marco, Magico Cagliari, graziatore. Buongiorno ragazzi, caffè li offro oggi. Grazie mille, grazie davvero. Insomma, ci ha fatto un po' un focus sul Genoa, anche lì insomma ci sono delle situazioni particolari. Vediamo anche cosa dirà De Rossi oggi
alle 13:15. Tra l'altro ha detto Ellerson e non Martin, perché Martin non è al meglio. Spero che ci sia Ellerson e non Martin, ti dico la verità. Beh, Sono due giocatori un po' diversi. Mettiamola così. assolutamente. C'erano altre domande che nel frattempo... Allora, Tracai dice, umanamente Rossi sembra una bella persona, sarebbe piaciuto vederlo da noi, ma c'era stata anche dei rumors 2 stagioni fa, vero? Su A voglia. DDR. Sì. Allora, DDR fece bene 2 anni fa alla Roma e poi non gli diedero fiducia l'anno dopo per un inizio non convincente. Non so se farà bene, ma per me è un buon allenatore, carismatico, serio e senza fronzoli. Sul fatto che sia senza fronzoli e senza filtri, senza alcun dubbio, perché è un allenatore che è ancora un giocatore, perché tu vedi le conferenze di De Rossi, ritrovi il De Rossi quando interveniva in conferenza stampa post partita. Sicuramente un'iniezione, ti darà una bella cazzim, secondo me. Che De Rossi lavora molto dal punto di vista non avendo esperienza da un certo punto di vista, è ovvio che dall'altro devi cercare un po' di far riprendere, speriamo fra due giornate, non sabato. Così, giusto per... Questa è la situazione. Allora, invece... Paolo dice Cagliari Genoa ha un denominatore comune, un attacco che fa pochi gol, la partita si deciderà a centrocampo e sulle fasce, è lì che il Cagliari deve imprimere il proprio gioco e fare risultato. Tra l'altro, se Paolo dovesse... Piri è intervenuto nella diretta, tra l'altro, salutiamo. sul canale di Mattia. E poi, dunque, ce n'era un'altra. Ecco, si era confuso Massimo, ma Luca e Francesco siete l'Icnusa del web. Non l'ho capita questa Icnusa, però Lui il tappo. ci sta. Alla grande. Poi, ecco, questa non l'avevo vista, se no gliel'avrei detta. Grande Marco, super simpatico, speriamo di non vedervi troppo imbelinati sabato. Bellissima questa. E poi... c'era anche questa di Marco. Complimenti, finalmente si muove qualcosa contro questo assurdo campanilismo. Un po' le parole relativo al sì, l'ho vista adesso, insomma, ce n'erano tante. Perfetto, mi pare che abbiamo detto un po' tutti. Allora, ricordiamo, stasera alle 18:30 ci sarà Fanta 131, quindi con tutti i consigli per la 12ª giornata. Gli ultimi consigli magari anche per qualche ritardatario che si vuole abbonare e che vuol fare qualche svincolo. Ricordiamo, per gli abbonati 5 scambi da fare in questa sessione di mercato scadono oggi alle 15, però possiamo dire che se fate un po' di ritardo e scrivete nel canale Telegram vi veniamo assolutamente incontro, ci mancherebbe. Per il resto ricordati a mezzogiorno e mezza c'è la conferenza di Pisacane. Ma stavo aspettando te, guarda. Stavo aspettando per vedere se ti ricordavi. Certo. Affidabile l'uomo, non ho capito. Invece te ne sei ricordato, dai. Almeno ti sei salvato in corner. Dopo l'ingresso sbagliato, insomma. Esatto. Dai, lo rifacciamo? Bellissimo, poi anche con la grinta giusta. Sì. Però per una volta non hai fatto quella ben ritrovate. Allora, dal lunedì fatto apposta quello. Visto che il lunedì ci rivediamo, buongiorno 131, lunedì, che ricordiamolo a tutti, sarà il compleanno del direttore. Ok, quindi mi raccomando, donate. Lunedì è il giorno giusto per donare, ok? Cioè, siete legittimati a donare al canale 131, esatto. Visto che è il mio compleanno, quindi mettetevi una mano sulla coscienza e l'altra in tasca, come diceva quello. Ovviamente sto scherzando, non vorrei che poi qualcuno ci credesse davvero e mi denunciasse per cose strane. Stiamo scherzando. Se volete donare bene, ma non c'è un'obbligatorietà o quant'altro. Poi vi mando Luca Di Leonardo nel caso a esigere, quindi non vi preoccupate. Lasciate il contatto così che poi possa venire l'esattore di Leonardo. Indirizzo esatto, per cortesia, non fatemi girare esatto. Come un trottolino. Esatto, per favore, cioè che Luca c'ha già altri problemi in questi giorni a livello di trasporti e mobilità. E non stiamo parlando dei lavori di Viale Diaz. Esatto. Ahimè. Non sono abituata a questo orario, è troppo presto per chiudere. Lo so, ma devo andare da Pisacane e mi devo preparare, quindi abbiate
Abbiate pietà. Pazienza e pietà. Sì, Vedi? sì. Anche Roby, io l'avrei Poi ricordato. tanto ci troppo, vediamo non sapevo questo stasera. orario. Sì, esatto. Ci Poi dovremmo vedere stasera. Il giovedì, tra l'altro, Ci c'è dovrei c'è essere. la doppia. Vabbè, lei decida. Sa che Doppia comunque... seduta. Doppia seduta il giovedì. Che per un tempo c'era il giovedì la doppia seduta. Perché poi Penso, c'era... perché facevano l'amichevole il giovedì, quindi non penso che facessero Allora, doppia seduta. Allora, Di solito il perché giovedì c'è era il amichevole, giovedì c'era amichevole. Sì, è vero, il giovedì c'era il La record doppia era del- il mercoledì, Era il magari. mercoledì. Sì, hai ragione. Il giovedì era il giorno dell'amichevole, è vero. È vero. Sì. Persa ormai come abitudine, ma vabbè. Io sono nel post partita qui, in studio. Che C'è coordina Luca il che tutto. va fuori dallo stadio. Da quest'anno è così. Quindi io ci sono sempre, non vi liberate di me. Esatto. Come facciamo? E io non mi libero di voi, ovviamente, perché poi la È cosa è reciproca. reciproca. La cosa è reciproca, però no. Beh, comodità fino a un certo punto, però sì, meno stress sicuramente, quello sì. Comodità dipende sempre, però qualcuno lo doveva pur fare, ecco, quindi diciamo che lo faccio io molto, molto volentieri. Si è offerto volontario, Esatto. quindi Esatto. Va bene. bisogna fare la gavetta. Ok, vado a trovare LDL, esatto. Pappina, quando arrivi. Pam! Perché anche Luca vuole diventare famoso sui social, vuole diventare virale per le aggressioni, non soltanto a me, anche a Luca, perché se no sono passati tanti anni. Ieri lo scrivevano tra l'altro in un commento nella diretta, se mi ricordavo, la famosa roba di Inzaghi su Scimpro e quant'altro. Secondo voi mi dimentico? No, io questa Ero non più la so. magro all'epoca. Io Ero questa più però magro, ovviamente quello sì. non la so. E vabbè, ne riparleremo. Mm, Avevo più ok. capelli, ero più magro. Sì, altri tempi. Ecco, vedi, Va vedi, bene. vedi. Lo vessiamo. Sapeste voi. Voi lo E non vedete vado tranquillo, oltre. beato, E quello, non ma vado poi... oltre. E non vado oltre. Ma no, ma ci mancherebbe. Va bene, Nenno. Va bene, allora, buona conferenza. Ci vediamo Grazie. stasera. Ricordiamo ancora una volta, ragazzi, perché mancano ancora qualche abbonato, non dimenticatevi, lo so, ve l'ho ricordato più volte perché oggi è il giorno di chiusura, quindi preparatevi per bene, studiate bene le informazioni perché stasera vorrei un po' di domande, perché mi aspetto anche da tutti gli svincoli fatti un po' di situazioni. Chiaramente, ecco, non riuscirò magari stasera a fare le valutazioni rose, perché chiaramente ormai si pensa alla 12ª giornata, quindi per gli abbonati magari scrivete all'interno della chat, ma già lì insomma ne abbiamo parlato assolutamente, quindi stasera si parlerà focus 12ª giornata, che tra l'altro ecco fatto non banale, 0 squalificati per questa giornata. Interessante. Ci sono anche meno espulsioni quest'anno, più infortuni, meno espulsioni, meno gol, insomma questo è. No, va bene. Very good. Ci vediamo stasera. Va bene, a stasera allora ragazzi, ok? Buona giornata a tutti. Ciao Ciao. ciao. Ciao ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva,
alza il volume, fatti sentire la Sardegna voce, è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.